Passerà attraverso le forche caudine dei play-out la permanenza o meno della Castrum Favara nel campionato nazionale di Serie D. Gli uomini di mister Pietro Infantino nell'ultima partita di campionato hanno confezionato l'ennesima sconfitta, più cocente perché in casa contro il Sant'Agata, un sonoro 2-0 che forse non trova giustificazioni. I gialloblu non ne sanno più vincere, in casa l'ultima vittoria è datata 19 gennaio con l'Acragas, gara in seguito invalidata dal ritiro degli agrigentini. Il tabellino indica 5 vittorie, 15 pareggi, 12 sconfitte per un totale di 30 punti. Zona play-out da disputare in casa domenica prossima contro il Licata con l'unica agevolazione del doppio risultato, ovvero vittoria e pareggio. Il 2-0 permette anche al Sant'Agata di disputare i play-out che giocherà in casa della Cireale. Forte la delusione al Broccoleri da parte dell'affezionato pubblico. Quella di ieri, se dovessimo dare un giudizio, è stata sicuramente una pessima partita. L'11 di mister Infantino non ha dimostrato concentrazione, carattere e determinazione come richiesto e come necessario per ottenere un risultato positivo ed avere un orecchio agli altri campi, ma i favaresi sono stati sorpassati dagli avversari, sicuramente più decisi e determinati. Il Sant'Agata al primo tiro in porta passa in vantaggio, Faccetti riprende una respinta del portiere Scuffia e scarica il tiro a rete. Gol che non scuote il Castrum Favara che appare incapace di reagire e il tecnico Infantino sostituisce Frangiamore con Traoré per dare maggiore vivacità ad un attacco spento, ma la mossa naufraga subito perché Traoré dopo appena 7 minuti si fa espellere per un fallo di reazione. Nella ripresa e con un uomo in meno la partita è tutta in salita. Al 77esimo gli ospiti chiudono la gara con il raddoppio di Nunzi con un tiro dalla lunetta. Partita terminata, il Sant'Agata a festeggiare in curva con una ventina di tifosi, Castrum Favara a testa bassa, ma tra gli applausi di incoraggiamento dei tifosi per non perdere l'ultimo treno, il difficilissimo derby di domenica con il Licata. Ma sentiamo le impressioni dei due tecnici in sala stampa. Sì, dispiace, chiediamo scusa a tutti, forse il primo colpevole dovrei essere io, sono io perché poi alla fine sono il capo di questo gruppo, forse ho sbagliato la preparazione alla partita, è anche vero che avevamo 4-5 giocatori che facevano fatica, hanno dato grande disponibilità, però alla lunga forse come Palma, Varela, Paglioni, anche Mutasiro che ha cercato di dare la sua mano, però dopo 10 minuti si è fatto male. Però al di là di questo anche il risultato dell'altro campo ha smontato i ragazzi, però ad oggi, come ho detto 15 giorni fa, avevamo questa possibilità, l'abbiamo steccata, però c'è l'altra, quella finale che dobbiamo dimostrare veramente se ci vogliamo salvare, recuperare le energie nervose, fisiche e giocarci questa partita in casa. Dispiace perché siamo partiti bene, poi dopo siamo stanchi di prendere gol dopo 20-25 minuti alla prima azione che fanno gli avversari. C'è un'annata particolare. Poi sembra una partita fotocopia. Fotocopia tutto. Poi abbiamo creato un po' di occasioni, di mischie più che occasioni. Poi l'espulsione di Traoré ci ha smontati, ci ha messo in grossissime difficoltà, anche se i ragazzi hanno provato, però non era facile. Certo, era già difficile rimontare il risultato, farlo in 10 era quasi stato più difficile, però oggi è una giornata dura, però come sempre noi ci dobbiamo mettere la faccia perché la gente merita che noi non ci tiriamo indietro. Credo che adesso abbiamo questi 2 giorni di riposo, questa settimana lavoreremo molto sull'aspetto del recupero degli infortunati, è un recupero mentale per giocarci questa partita, che si incontrano 2 squadre che
della provincia di Agrigento. Questa è la cosa più dura da gestire, perché una si è ritirata e due fanno i play-out, che significa che c'è un movimento che quest'anno ha steccato, però come dico, i play-out sono morte tua, vita mia, e noi faremo di tutto per essere a fine partita, essere quelli che mantengono la categoria. Partiamo vantaggiati, per il regolamento si gioca in casa con il doppio risultato. Sì, però sono partite secche, sono partite che ci deve arrivare bene. Per questo ho detto, ragazzi, azzerate tutto, oggi riposatevi, giusto che ci prendiamo le parolacce, è giusto che la gente dica che siamo giocatori, allenatori, staff con poca personalità, però è giusto che sia così. Mi è piaciuto il discorso che ha fatto il Capultrà, ha detto che oggi abbiamo fatto una bruttissima figura, però da questa settimana dice avete la possibilità di salvare la stagione. È stato un discorso saggio, un discorso coerente, quello che abbiamo fatto noi dentro lo spogliatoio: azzerare tutto, concentrarci, recuperare le energie, recuperare gli infortunati, perché ci dobbiamo presentare in un modo importante contro un avversario che quest'anno era partito per fare un campionato di alta classifica, ma si ritrova con noi a lottare per mantenere la categoria. Pesantissima vittoria a casa del Favara, mantenete la posizione e vi giocate tutto ai play-out. Partita cardiopalma, perché noi avevamo solo il risultato, avevamo cercato di preparare questa partita nel migliore dei modi, conoscendo una squadra che sicuramente arcigna, una squadra che regala poco, una squadra ben organizzata, ma siamo venuti qua con coraggio a giocarci la nostra partita, abbiamo cercato di sfruttare meglio quelle che sono le nostre caratteristiche e devo dire che l'abbiamo fatta meglio. L'interpretazione della gara dei ragazzi oggi è stata impeccabile, ma soprattutto l'atteggiamento che poi alla fine fa la differenza, soprattutto in queste partite qui. Quindi veramente un grande applauso ai miei, ma da quando sono arrivato io questi ragazzi mi stanno dando tutto. Abbiamo cercato di trovare un'identità come squadra e oggi raccogliamo, secondo me, intanto un obiettivo che è quello dei play-out che ci siamo meritati sul campo, e quindi ci andiamo a giocare questa salvezza con tutto quello che noi abbiamo dentro.